Buongiorno e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.54. La luna si leva alle 19.33 e cala alle 4.28. Oggi è la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Il nome Pietro ha radici aramaiche ed ebraiche e significa letteralmente sasso squadrato o roccia. Paolo, dal latino Paulus, invece significa piccolo. Insieme rappresentano le fondamenta della Chiesa. Il 29 giugno il mondo celebra la giornata mondiale del disegno industriale, il World Industrial Design Day. È l'occasione per rendere omaggio ad una disciplina che fonde arte e ingegneria, dagli smartphone che stringiamo tra le mani alle sedie su cui ci sediamo. Ogni oggetto è frutto di un pensiero che punta a migliorare la nostra quotidianità attraverso l'estetica e la funzionalità. Auguri per i 58 anni di Federico Zampaglione. Leader dei Tiro Mancino, ha firmato pagine indimenticabili del pop italiano come La descrizione di un attimo. Oltre alla musica ha coltivato con successo la passione per il cinema horror e noir, distinguendosi come regista originale e visionario. Compie oggi 42 anni il rapper Salmo. Da Olbia alla conquista degli stadi, l'artista sardo ha rivoluzionato il genere in Italia con album come Playlist. Creativo a 360 gradi, Salmo non è solo un musicista, ma è un vero innovatore della comunicazione visiva e delle performance dal vivo. E infine tanti auguri a Maurizio Battista, che festeggia oggi i suoi 69 anni. Con la sua comicità schietta e la capacità di analizzare i paradossi del quotidiano, il comico romano resta uno dei volti più amati del teatro e della TV, da Zelig ai suoi seguitissimi one-man show. Il 29 giugno del 1900 nasce ufficialmente la Fondazione Nobel. Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, lasciò nel suo testamento la volontà di utilizzare la sua immensa fortuna per premiare chi avesse reso i maggiori servizi all'umanità. Da allora i premi Nobel per fisica, chimica, medicina, letteratura e pace sono il massimo riconoscimento mondiale dell'ingegno umano. Lo sapevi che il nome tiramisù non è solo un modo di dire, ma descriveva l'effetto energetico che il dolce doveva avere su chi lo mangiava? Sebbene le origini siano contese tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, la versione più celebre è nata negli anni 60 al ristorante Le Becchierie di Treviso. Si dice che la proprietaria lo abbia ideato dopo il parto per recuperare le forze grazie al mix di caffeina del caffè e le calorie delle uova, zucchero e mascarpone. Ma c'è una leggenda ancora più piccante. Si racconta che nell'Ottocento venisse servito nelle case chiuse di Treviso, proprio come ricostituente per i clienti, per aiutarli appunto a tirarsi su prima di tornare a casa dalle mogli. Buon lunedì ai 12, oggi la luna entra in Capricorno e si fa un po' più razionale e metodica. Vediamo cosa accade per i segni zodiacali. Ariete, per voi luna di quadratura oggi, per cui una luna che si gira da voi, una certa presa di coscienza, rimettere un po' a posto i sogni, concentrarsi un po' meglio sull'ultimo rush lavorativo. In amore, Venere comincia ad addolcire tutto. Toro, per voi la configurazione zodiacale sta per cambiare. Marte è uscito dal vostro segno, quindi tutto diventa più leggero e meno bellicoso. La splendida luna di Trigono oggi vi aiuterà nei sentimenti e nel sentirvi bene. Gemelli, entra Marte nel vostro segno zodiacale, come se non bastasse già Urano a creare caos e moti di spirito. Arriva però con esso anche una passione molto forte, regolata peraltro da Nettuno e da un Giove molto generoso nei vostri confronti. Cancro, per voi oggi è una giornata molto importante, poiché il Sole entra in quadratura con Nettuno e con il Sole, e Giove è all'ultimo giorno di sosta nei vostri gradi zodiacali, onde per cui cercate di reggere bene i cambiamenti che verranno da quest'estate, da queste giornate in poi, perché saranno tanti e vi occorrerà parlarne con un amico. Leone, Giove sta per entrare nel vostro segno zodiacale, da domani vita nuova sicuramente, ma la bella Venere intanto lavora già abbastanza bene da sola, visto che nei vostri gradi zodiacali convince Saturno
a dare in amore qualcosa di veramente concreto e solido. Vergine, ottimo inizio settimana per voi, con la luna che addolcisce un po' tutto e che rende questa settimana una settimana più dedicata ai sentimenti e alle dolcezze. Bilancia, per voi la luna è in quadratura in Capricorno, per cui tenderebbe ad essere un po' meno generosa. I sentimenti sono un pochino più controllati, seppure Venere tenta comunque di esservi amica. Scorpione, per voi oggi la luna in Capricorno è un toccasana in termini comunicativi, vi aiuta sicuramente nel leggere un po' meglio e più empaticamente ciò che in amore si legge solo tra le righe. Sagittario, per voi oggi la luna ancora in mattinata è nei vostri gradi per poi saltare in Capricorno, una luna che vi ha ammorbidito molto, che vi rende un po' più sensibili al partner e alle esigenze degli altri intorno a voi in questo momento che siete in corsa e che da domani avrete pure il turbo di Giove dalla vostra parte. Capricorno, per oggi sarà una giornata da dedicare tutta ai sentimenti. È la luna che ve le impone con le sue dolcezze, una luna che vi farà sicuramente riflettere su cosa volete veramente dall'amore. Peraltro l'opposizione al sole vi farà convincere che è il caso di declinare un po' di più il vostro io per andare incontro più a quello del partner. Acquario, oggi è una giornata molto intuitiva per voi, la luna è dietro le vostre spalle, vi sussurra intuizioni e comprensioni che è difficile spiegare a parole. Intanto il vostro Plutone lega benissimo con Marte e Urano in Gemelli, oltre che con Nettuno e con Saturno, una solida configurazione planetaria che vi aiuta a realizzare sogni, idee e a far nascere una meravigliosa passione. Pesci, per voi oggi è una giornata molto piacevole, la luna ammorbidisce e distende i rapporti con i colleghi, con gli amici, con i familiari, con tutti i gruppi affettivi che vivete. Sarà comunque una giornata un pochino dedicata alla consapevolezza, perché con Marte in Gemelli dovrete muovervi e operare per fare in modo che tutto fili nella direzione giusta. Il 29 giugno 1929 segna una data storica per lo sport italiano, la prima radiocronaca di una partita di calcio. Davanti ai microfoni per Bologna Ambrosiana, l'attuale Inter, c'era un debuttante, Nicolò Carosio. Con il suo stile inconfondibile e la sua voce narrante, Carosio avrebbe poi accompagnato le gesta della nazione per quasi 40 anni, inventando un vero e proprio linguaggio sportivo. In inglese si dice a friend is need, a friend indeed. In italiano abbiamo le versioni al bisogno si conosce l'amico o un amico si vede nel momento del bisogno. È una verità universale, la vera amicizia non si misura nei momenti di svago ma nella capacità di restare accanto a qualcuno quando le circostanze diventano difficili. Giacomo Casanova, più che un semplice seduttore, fu un uomo dalla cultura sterminata e dalle 1000 vite. Alchimista, spia, biobibliotecario e persino esperto di magia. Alto quasi 2 metri, un gigante per l'epoca, era capace di eccessi leggendari, come mangiare 6 uova a cena per impressionare un amante. Ha lasciato ai posteri oltre 4.000 pagine di memorie, un affresco folle e dettagliato della vita libertina e avventurosa del Settecento. E ci salutiamo con la vostra amatissima frase del giorno. A tutti i mali ci sono 2 rimedi, il tempo e il silenzio. Il tempo vola e il silenzio sta per tornare, ma solo fino a domani. Io vi ringrazio per aver condiviso con me questa nuova pagina dell'Almanacco e per avermi seguita anche questa mattina. Vi auguro una splendida giornata piena di energia, un buon inizio settimana e ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Jaire.